Il Rotary Club di Agrigento oggi è impegnato presso questa iniziativa che si svolge qui alla parrocchia Santa Rosa in collaborazione con il CISOM. Qual è la finalità di questa iniziativa? Ma è un'iniziativa che noi abbiamo fortemente voluto e abbiamo costruito insieme al CISOM e al Sovrano Militare Ordine di Malta. L'iniziativa è quella che attraverso un impegno della Rotary Foundation e del distretto abbiamo donato una casetta mobile per gli screening al CISOM, che sarebbe il braccio sanitario del Sovrano Militare Ordine di Malta. Insieme il Rotary e il CISOM potranno, attraverso l'utilizzazione di questa struttura mobile, girare nei paesi, muoversi anche all'interno della città e procedere a fare quello che poi bisogna fare: prevenire che è meglio di curare, quindi fare gli screening, cercare di fare prevenzione sul territorio, che poi è la missione principale del CISOM, è una delle cose più importanti che fa il Rotary a livello internazionale. Oggi ci sarà questa bellissima manifestazione molto attesa, perché c'è stata questa donazione da parte del nostro club Rotary di Agrigento al CISOM, al Corpo Italiano, e come potete vedere qua naturalmente dietro di me c'è questa è il camper di Poleris, la casa di Poleris, ideata proprio per fare le attività sanitarie e anche non sanitarie, ma principalmente sanitarie, per il Corpo Italiano di Soccorso e l'Ordine di Malta. Quindi sarà a disposizione naturalmente di tutta la popolazione, si faranno attività, si faranno tutto ciò che può essere utile, anche screening e attività sanitarie, e come dicevo, per la possibilità di offrire un servizio in più. Questo è stato veramente una volontà del nostro presidente del Rotary Club, Alfonso Lozzito, dottor Alfonso Lozzito, a voler donare appunto insieme all'area Acragas naturalmente questo camper. Oggi presso la parrocchia Santa Rosa un'interessante iniziativa del CISOM, in collaborazione con il Rotary si donerà un camper per la prevenzione. Sì, il CISOM è un corpo della protezione civile dell'Ordine di Malta in Italia, quindi è una emanazione operativa del nostro ordine religioso, e questo è un importante momento al quale, come Gran Priore, quindi come superiore religioso provinciale per il Sud Italia, ho voluto essere presente per manifestare la vicinanza a chi opera secondo il nostro carisma nelle nostre missioni. Una celebrazione eucaristica in onore a San Giovanni Battista, il punto di riferimento del CISOM. Per questo oggi questa iniziativa qui presso la parrocchia di Santa Rosa. Sì, il gruppo di Agrigento del CISOM ha sede presso la nostra parrocchia di Santa Rosa da Viterbo in Villaggio Mosè, di cui sono anche il parroco, e San Giovanni Battista è il patrono di tutta la famiglia meritense, che comprende i membri dell'ordine, i cavalieri professi e i membri laici, il CISOM e il corpo militare. Dunque una realtà molto composita, che oggi riceve in dono dal Rotary Club una casetta per gli screenings di diverso tipo. Quanto è importante un'iniziativa di questa, anche per la prevenzione? Ma credo sia importante proprio la prevenzione, per evitare che possano accadere quelle situazioni di malattie improvvise e non diagnosticate preventivamente. Credo che la prevenzione è utile in ognuno degli aspetti della nostra vita, della nostra salute. Voi fate molta prevenzione anche dal punto di vista spirituale? E allora, se l'espressione prevenzione spirituale non è, diciamo, molto consueta, però può avere come significato quello di capire quali sono gli aspetti della nostra vita su cui lavorare per prevenire quei mali della vita spirituale a cui noi siamo sottoposti, a cui rischiamo di essere sottoposti. È un momento importante sia per la comunità parrocchiale sia per le persone che partecipano, l'Ordine di Malta, il CISOM, il Rotary, per l'inaugurazione di questa casa, per fare opera preventiva, quindi poter conoscere in anticipo eventuali patologie. Ecco, sono momenti importanti sia nella vita della comunità come anche nella vita sociale, perché queste iniziative hanno risvolti sociali e sono momenti certamente importanti. Ecco, sono qui e Don Luca mi ha invitato a presiedere questa celebrazione eucaristica perché 12 anni fa sono stato nominato cappellano dell'Ordine di Malta e quindi per me è un piacere e un dovere essere presente.